C'è una richiesta di archiviazione che è stata inviata al GIP. Chiediamo che le indagini continuino e che venga fatta giustizia al nostro figlio. L'unica cosa è questa, che mio figlio, che si riescano realmente a comprendere se ci sono colpe e da parte da chi, perché in questo modo non si può chiudere un procedimento, perché realmente ci sono troppi lati oscuri in tutta questa situazione. È l'appello lanciato da Michela Frasca, mamma di Vincenzo Rigoli, il giovane morto la sera del 16 dicembre 2012 all'interno della sala operatori del San Giovanni di Dio di Agrigento, a soli 19 anni. Era arrivato al nosocomio lucido e cosciente, dopo aver subito un incidente stradale. Gli furono diagnosticati danni all'addome e ai polmoni, difficoltà respiratorie. Nonostante i genitori volessero trasferirlo a Palermo o all'Ismet, un medico del pronto soccorso di Agrigento, ridendo in faccia, asserì che il ragazzo non era stabile e quindi non poteva essere trasferito. In seguito fu trasferito in sala operatoria. Dopo il consenso dei genitori, il ragazzo entrò alle 23:50 per uscirne dopo 2 ore morto. La procura, dopo 2 anni di indagini, ha chiesto l'archiviazione per i 2 medici indagati. Una vicenda misteriosa che ha dell'inverosimile, ricca di contraddizioni, che dopo 2 anni dal fatto i genitori, Michela Frasca e Giuseppe Rigoli, hanno reso noto alla stampa. Ma noi ci limitiamo a quello che ci è stato detto dai nostri periti, dai nostri medici, il dottore Procaccianti e il dottore Grassi. E ci limitiamo a sottolineare il fatto che quanto è descritto nelle cartelle operatorie, alcune cose, quantomeno alcuni aspetti, poi non c'era un riscontro con l'autopsia, per cui anche questi sono aspetti che vanno chiariti a nostro parere e che ci auguriamo verranno chiariti con il prosieguo delle indagini e non con l'archiviazione.